il macco di fave secche, un piatto caldo, avvolgente e nutriente. Se comprate delle fave già prive di pellicina, vi risparmiate un bel po' di fatica. Metto le fave secche in ammollo già dalla sera prima, perché avranno bisogno di tante ore per reidratarsi, così da togliere facilmente la pellicina. Spellate tutte le fave, le sciacquo e posso dedicarmi al trito di odori. Cipolla, sedano, carota, tutto da tagliuzzare. Lascio poi soffriggere con un filo di olio extravergine di oliva. Faccio appassire le mie verdure aggiungendo anche i pomodorini. E poi le fave che lascio insaporire per qualche istante. Aggiungo una macinata di pepe nero. E poi proseguo aggiungendo anche l'acqua che deve coprire completamente le fave. Quando viene raggiunto il bollore vi consiglio di togliere la schiuma che si forma. Fatto questo, spostiamo la pentola su un fuoco più piccolo e proseguiamo la cottura a fiamma dolce. Eccoci dopo circa un'ora e mezza. Le fave sono già morbide, ma non al punto tale da diventare sfatte, così come devono essere. Possiamo però aggiustare di sale e aggiungere anche il finocchietto selvatico, se piace. Il suo aroma rende questo piatto speciale. Continuiamo ancora la cottura, fino a quando mescolando le fave diventeranno quasi una crema. Potremmo anche decidere di allungare con altra acqua e aggiungere della pasta. Questo è il risultato che ho ottenuto a fiamma molto dolce con tanta pazienza e circa 2 ore e mezza di cottura. Non resta che impiattare, completando con un po' di pepe nero e un filo di olio a crudo, quello buono di casa. Ciao a tutti da Valentina!